Ben ritrovati cari telespettatori, grazie di essere qui con noi e grazie anche ai nostri ospiti di dedicarci del tempo e dedicare del tempo ad approfondire alcuni temi che sono molto importanti. Non riguardano necessariamente questa volta gli anziani, i pensionati, ma anche e soprattutto i più giovani, perché sappiamo che c'è sempre una grande collaborazione tra i cosiddetti genitori nonni e le generazioni che invece studiano ancora, comunque devono ancora trovare lavoro, occupazione, quindi i più giovani che si trovano anche in diverse difficoltà. E tra le difficoltà annoverabili purtroppo c'è quella del disagio psicologico, di uno stato di malessere diffuso, pervasivo, che riguarda un po' tutta la popolazione in generale ed è emerso soprattutto dopo la crisi del Covid, però ha colpito in modo particolare i più giovani. Ne hanno risentito, lo si poteva anche immaginare dalle restrizioni a cui sono stati sottoposti, però purtroppo si è acuito, è aumentato, e da un'indagine molto interessante che è stata condotta dallo SPCGL in collaborazione con l'Istituto di Ricerca e l'UDU, Unione degli Studenti Universitari e Studenti Medi, sono emersi dei dati, io direi, inquietanti, ma veramente inquietanti, per cui vi invito a seguire questa trasmissione. Qualcosa si può fare, qualcosa è stato fatto, si sta facendo, ma lo SPI, in modo particolare gli studenti, vorrebbero di più. Che cosa? Lo svilupperemo insieme. Intanto vi presento i nostri interlocutori odierni. Massimo Cestaro, segretario dello SPCGL del Veneto, ben ritrovato qui con noi. Grazie, buongiorno. Abbiamo in collegamento l'onorevole Rachele Scarpa, deputata alla Camera, collegata proprio dalla Camera dei Deputati. Grazie a lei. Benissimo, ben arrivata. E poi abbiamo Marco Nimis, coordinatore Rete degli Studenti Medi del Veneto. Buongiorno, Grazie. Poi ci raggiungerà tra pochissimo anche Alessia Conti, UDU Padova, abbiamo già conosciuto anche in passato, quindi grazie anche ad Alessia. Allora, segretario, questa ricerca Chiedimi come sto sulla salute mentale e il disagio psicologico dei giovani. Come è venuta questa idea e di che cosa si tratta? Ecco qua stiamo vedendo la home page, diciamo, di questa indagine del sindacato. Beh, questa indagine nasce intanto da un rapporto che come sindacato di pensionati manteniamo con diciamo, le nuove generazioni. Noi abbiamo un rapporto consolidato con la rete degli studenti e con l'UDU. È nata perché principalmente, ma non esclusivamente, la vicenda della pandemia ha determinato oggettivamente delle situazioni di difficoltà dal punto di vista psicologico, oltre che naturalmente da una serie di altri aspetti che hanno, diciamo, aumentato le difficoltà di vita quotidiana. Però la verità è che noi abbiamo cominciato a chiederci assieme appunto ai giovani se non fosse il caso di affrontare anche questioni di questa natura, cioè di ordine psicologico, e non solamente di questioni prettamente materiali, cioè il sindacato, le organizzazioni, le forze politiche spesso si occupano giustamente delle condizioni materiali delle persone, cioè il sindacato fa i contratti, certo, i trattamenti economici, che ne so, la fiscalità, la sanità, eccetera. Abbiamo detto, ma cosa succede tra le giovani generazioni, leggendo le notizie sui giornali, sulla stampa, insomma questo disagio, come proviamo a leggerlo, interpretarlo e naturalmente sulla base dei dati provare a costruire anche delle proposte. C'è ovviamente una condizione psicologica che deriva anche da condizioni materiali. Io cito questo dato che è uscito proprio un paio di giorni fa, che quindi non fa parte della ricerca di cui certo, adesso accennerò molto, molto brevemente, ma un dato Istat che dice che sono oltre 5,7 milioni le persone in Italia che sono in una condizione di povertà assoluta. Cioè 5,7 milioni di italiani che stanno in una condizione di povertà assoluta. Parte importante di questi, circa 1,5 milioni, sono giovani. Ecco, però volevo chiederle, ho visto anch'io questo dato, che mi ha fatto un po' così al mare, però volevo fare una riflessione proprio con voi.
proprio per il numero di giovani, perché c'è una disperata ricerca di giovani per il mondo del lavoro, proprio disperata, addirittura con formazione di ogni tipo e sorta, per cui non ancora abbiano neanche titolo di studio, purché si trovino queste persone. Non è che questi giovani sono in povertà assoluta perché semplicemente non lavorano, sono anche a casa, magari non hanno un reddito ma hanno superato la maggiore età, hanno terminato il percorso di studi e di conseguenza risultano in povertà assoluta, perché i posti di lavoro ci sono, anzi abbiamo addirittura degli allarmi rossi o allarme nero che dir si voglia nelle aziende a livello nazionale, Nord Italia addirittura, non parliamo del Veneto, per ricerca di figure professionali di qualsiasi tipo, questo che mi vengo in dubbio. Quindi però se uno risulta maggiorenne, terminato il percorso di studi, sta a casa, mantenuto magari dalla famiglia, può essere che risulti in povertà assoluta? Chiedo, era una considerazione che facevo, perché non mi tornano sti conti, mancano persone ma ci sono povertà assoluta, cos'è sta cosa? Questo è in parte vero. E però io potrei anche qua magari fare anche un approfondimento su questo tema, perché siccome fino a pochissimo tempo fa stavo anche nel consiglio di amministrazione del più grosso fondo interprofessionale in Italia, che è Fondo Impresa, abbiamo fatto una sperimentazione in questo senso, cioè abbiamo detto: aziende, diteci quello che vi serve, noi vi formiamo i giovani e voi li assumete. Certo. Casomai ne parliamo. Ecco, diciamo, in questa cosa che è stata nazionale, per esempio, il Veneto le aziende del Veneto non hanno partecipato, quindi c'è sempre un interrogativo, nel senso che c'è questa dichiarazione di difficoltà a reperire forza lavoro professionalizzata. Ma non c'è collaborazione. Nel momento in cui, come si dice, si offre questa opportunità, queste non vengono colte, però siccome non voglio buttarla lì ma siccome senza... sono numeri inquietanti, mi è venuta una riflessione, ho detto, caspita, c'era anche proprio lo spaccato dei giovani, dico, ma sti benedetti giovani ma se ne sono piuttosto che stare in povertà. Voglia come redazione, insomma, si può fare un focus su questa cosa, perché sono cose interessanti. E diciamo, e non sempre quello che compare corrisponde esattamente alla realtà, insomma. Certo. Ecco, quindi bisognerebbe fare non vorrei buttare lì delle cose senza fare approfondimento, perché sono cose di grandissima serietà. Quindi No, ma infatti penso che sono numeri inquietanti anche questi. No, ma sono inquietanti anche diciamo, i primi risultati che sono emersi da questa ricerca, che è stata fatta diciamo nel 22, quindi diciamo, è un'indagine di Ipsos promossa dal gruppo AXA, per cui è una cosa abbastanza importante. Questa di cui abbiamo parlato ora, ma tornando alla ricerca, diciamo, all'indagine che abbiamo fatto noi come sindacato di pensionati in rapporto con gli studenti, anche lì i dati sono molto preoccupanti. Diciamo, come dicevo prima, il periodo è stato nell'intorno del 2022, e ne cito solamente il primo dato, non so se ce l'abbiamo tra le slide, quello che dice il benessere mentale in Italia. Sì, benessere mentale in Italia, quindi adesso vediamo la slide, praticamente ecco, la prima, eccola qua. La prima percentuale è impressionante. E cioè sono solamente il 18% le persone che si dichiarano di vivere in una condizione di benessere. Naturalmente è una percezione, esattamente come tutte le altre percentuali, nel senso non ci sono degli indicatori scientifici che definiscano il benessere, ce ne possono essere alcuni, insomma, però qui diciamo, siccome la cosa è stata costruita, i questionari raccolti sono stati circa 30.000, quindi è un campione rilevante, diciamo particolarmente interessante. Leggere che solamente il 18% degli intervistati si sentono tranquilli dal punto di vista del benessere sociale, voi capite che insomma è un numero che preoccupa non poco, perché per converso si deduce che l'82% degli intervistati, quindi un campione significativo, ritiene di non avere un benessere mentale. E poi ci sono altri
numeri che preoccupano. Se possiamo andare vediamo rapidamente in un primo secondo volevo soltanto sottolineare: il 52% indica la guerra come uno dei fattori di malessere, il 43% il cambiamento climatico, 11 su 12 giovani che vivono uno stato di solitudine, paura del futuro, incertezza del presente, cioè 11 su 12 fa spavento, e 4.000 i suicidi in Italia, di cui il 5% under 24, cioè anche questi sono numeri un po' dovrebbero far pensare. Andiamo all'indagine che è stata condotta su 30.000 persone, questa qua vediamo appunto la seconda slide che è stata svolta, ma più che altro lei voleva parlare dei risultati, sì, e quindi andiamo a vederli. Chiedimi come sto, la slide successiva, e anche qua i numeri sono oggettivamente impressionanti. Il 60% soffre d'ansia, il 62% soffre di solitudine, il 66% si sente demotivato, eccetera, eccetera. Cioè, per arrivare alle ultime, il 10% ha assunto sostanze e il 12% che secondo me è molto di più del 10%. Cioè, ammesso di. Diciamo che ne esce uno spaccato fortemente preoccupante, tant'è che noi stessi che abbiamo, diciamo, fatto l'indagine, quindi avendo, come dire, la percezione di una situazione di difficoltà e di gravità, tuttavia quando abbiamo letto i dati, quando abbiamo raccolto, studiato e letto i dati, anche noi ci siamo, come si dice, impressionati dal risultato, perché naturalmente questo è la esplicitazione di un disagio pesantissimo che riguarda le giovani generazioni. E naturalmente le ragioni sono quelle che abbiamo visto un po' prima, cioè il tema principale è quello delle prospettive, nel senso che l'elemento di incertezza, di difficoltà, di non sapere esattamente quello che ti succede il giorno dopo, ma che si vive anche in famiglia, perché anche i ragazzi che stanno in famiglia, che sanno che i loro genitori o uno o entrambi possono perdere il posto di lavoro il giorno dopo per effetto delle crisi, è un elemento che crea, diciamo, un disturbo importante nella loro vita di relazione sociale, perché non sai mai quello che ti succede il giorno dopo. Adesso noi questa cosa l'abbiamo fatta ovviamente guardando i giovani, ma se facessimo una indagine analoga anche sulla fascia di generazione intermedia, quindi escludendo i giovani, escludendo gli anziani, probabilmente, forse, diciamo, i dati non sarebbero così eclatanti come questi, ma un forte elemento di instabilità rispetto alle prospettive uscirebbe anche lì, con le conseguenze dal punto di vista del benessere psicologico, che è la ragione per la quale, sulla base di questi dati, abbiamo pensato a costruire anche delle proposte, perché è del tutto evidente che questi numeri non possono lasciarci indifferenti. Assolutamente. Il problema è, prima di appunto entrare ancora nel merito, delle risorse finanziarie da destinare a questo, perché servirebbero degli interventi, voi l'avete detto, sono anche molto importanti, infatti abbiamo visto quelle che sono le conseguenze. Il 90% ritiene fondamentale la presenza di uno sportello per il sostegno psicologico in ogni scuola, in ogni università, tanto è vero che 1 su 3 degli intervistati lo usufruirebbe. Però per fare tutto questo servono risorse finanziarie. Certo, così come per sostenere l'università, la scuola, la sanità, eccetera. Io, insomma, dico sempre in tutte le iniziative nostre che facciamo, io, ma insomma il sindacato, o meglio i sindacati, che questo è un paese che ha 100 miliardi di evasione fiscale, insomma. Quindi voglio dire, questo è un paese ricco, le risorse ci sono, sarebbe sufficiente avere la volontà politica di andarle a recuperare.
Qualcosa adesso si sta facendo, però ai noi non è mai sufficiente. Prima, abbiamo la pubblicità che incombe, volevo vedere l'ultima slide prima dell'introduzione pubblicitaria relativamente alle risorse finanziarie, perché anche qui sono cifre rilevanti. Per il biennio 2024 e 2025 sarebbero necessari almeno 2 miliardi in più di quelli che sono stati stanziati. 3,4% della spesa sanitaria è dedicata alla salute mentale in Italia, mentre in altri paesi, Germania, Norvegia e Francia, si arriva al 10%, e quindi bisognerebbe attuare degli strumenti, voi dite, strutturali, ovvero una normativa ad hoc. Esatto. Allora, interrompiamoci per la pubblicità, perché quando parliamo di normative, di proposte di legge, siamo appunto collegati con chi se ne occupa. Andiamo in pubblicità pochi secondi, restate con noi sempre sul canale 19, poi interpelleremo anche i nostri rappresentanti dei giovani, degli studenti, a tra poco.